I segni zodiacali, 12 in tutto, tutti quanti con pregi e difetti. Vi dirò la verità, non so se l'oroscopo sia una cosa a cui credere o meno, ma è assurdo come tante caratteristiche accomuna i segni zodiacali. Lo avrete notato nei video in cui faccio ogni giorno. Oggi sono qui perché ho qualcosa da dire per ciascuno di voi e non prendetevela, perché tutto questo è solo frutto di mie esperienze personali. Ciao Ariete, posso salutarti o rischio di fare a botte perché ho sbagliato a salutarti? Perché sei così feroce? Stai tranquillo, relax. Abbiamo capito che il mondo funzionerebbe solo se comandassi tu, però un po' di camomilla. Sai che cosa? Sei perfetto per quando vado in vacanza perché sei tipo ordinatissimo. Unica pecca è che in vacanza bisogna andare per forza dove vuoi tu. Ciao Leone! Io ti amo, cioè mi amo perché il leone è anche il mio segno zodiacale. Ma d'altronde se ti chiedessi qual è il tuo segno zodiacale preferito so già quale sarebbe la tua risposta. Qui mi rivolgo in particolare con le persone che frequentano il segno zodiacale leone. Un posto da evitare è sicuramente Ikea. Innanzitutto troppi specchi e poi rischiereste di uscire voi a mani vuote, ma solo voi però. Il leone sicuramente con qualcosa però che serve solo ed esclusivamente a lui. Perché chi siete voi? Caro Sagittario, sono qui. Sì, parlo proprio con te. Ascoltami però, non far finta di ascoltarmi. Guarda che lo so che non ti ricordi nemmeno il primo segno zodiacale di cui ho parlato. Lo so, ti sei già informato che domani ho una gara di nuoto e ti sei iscritto pure tu perché vuoi gareggiare contro di me e ovviamente vincere, no? In realtà secondo me siete solo molto strani, però vi vogliono bene tutti. Caro Gemelli! No, allora, in realtà i Gemelli è un segno zodiacale che a me piace molto perché mi sono sempre trovato bene con tutte le persone del segno. La cosa che vi caratterizza di più però secondo me è proprio l'ansia. Cioè siete tipo ansiosi H24, non so nemmeno come fate. Che se ad Ariete serve un po' di camomilla perché è troppo feroce, a voi serve un attimo per tranquillizzarvi. Cioè io nella mia testa vi vedo perennemente così. Caro Toro, bisogna sempre stare attenti a come vi si parla, perché sicuramente non vi andrà mai bene nulla, che poi è sia un pregio che un difetto. Pregio perché se io mi devo confidare con qualcuno o chiedere un parere a qualcuno, state pur certi che vengo da voi. Difetto perché se decidessi di andare a confidarmi con qualcun altro si salvi chi può. Caro Scorpione, dopo questo video tutti quelli che conosco del segno Scorpione non mi cagheranno più. Allora secondo me il tasto blocca account su tutti i social network è stato creato apposta per voi, così potete utilizzarlo sia quando vi sta sulle palle qualcuno o anche quando litigate con qualcuno, perché tanto siete tutti orgogliosi. Tutti! Nessuno escluso. Però in compenso secondo me siete dei gran fighi. Ok, per oggi mi fermo qui. Abbiamo fatto 6 segni zodiacali, ne mancano altri 6. Fatemi sapere se volete la seconda parte nei commenti e scrivetemi anche se siete d'accordo con tutto quello che ho detto. Ricordo che sono solo mie esperienze, ma magari tra di voi c'è qualcuno che la pensa come me. Ricordate di iscrivervi al mio canale e di attivare le notifiche così non vi perdete i miei video, anche perché non vedo l'ora di parlarvi del segno Capricorno. Buonanotte!